Ed eccoci anche con a voi la linea, cari telespettatori e telespettatrici. La Camera di Commercio di Udine ha ospitato un incontro organizzato da Federmoda sul metaverso, una nuova realtà digitale le cui applicazioni nel mondo dell'e-commerce possono aiutare gli imprenditori del settore. Presidente, oggi in Camera di Commercio si indaga sul metaverso, se possa essere veramente utile, se possa essere veramente una nuova frontiera per il settore della moda, e stanno arrivando spunti interessanti. Indubbiamente se ne parla, già è in essere, ma dobbiamo fare un ragionamento più ampio, cioè la cultura digitale sta cambiando attraverso tante sfaccettature, il metaverso è una di queste, ma pensiamo alla blockchain, l'intelligenza artificiale, la stampa 3D e tutto quello che sappiamo, sta cambiando il modo di vivere e di fare business. E quindi il fatto che qualcosa funzionerà meglio, qualcosa funzionerà meno bene, però che ci debba essere una conoscenza, capire che attraverso diciamo, il digitale si apriranno nei prossimi anni tutta una serie di opportunità, alcuni favorevoli, altre magari dureranno il tempo di un attimo, ma per cambiare modelli di business e di vita è importante. Quindi è un contributo questo che diamo diciamo, ai nostri imprenditori più attenti, soprattutto oggi è focalizzato verso il mondo della moda, del fashion, cos'è, cosa serve, come lo stanno utilizzando e potrà essere utile. Questa è una risposta che io non posso dare, non ho le cognizioni per darla, però è giusto approfondire sul tema. Presidente, oggi si indaga una possibile nuova frontiera del mondo della moda che è il metaverso, ma ha realmente delle applicazioni per gli imprenditori del settore? Deve essere filtrato, almeno da quello che ho ascoltato oggi, a tutela anche dei negozi, no? Perché i negozi sono una realtà esistente nel nostro paese e rappresentano un punto di incontro, di soddisfazione per tutti, soprattutto un presidio dal punto di vista sociale oltre che psicologico. E poi arriviamo alla parte economica. Il metaverso chiaramente è uno snaturare un pochino tutto questo sistema. Infatti prima nel mio intervento ho voluto precisare che metterei un punto interrogativo nel titolo di questo convegno, cioè metaverso moda o realtà? E come diceva Coco Chanel, la moda passa, ma lo stile resta. Quindi la realtà corrisponde allo stile, che è anche uno stile di vita. Bisogna capire all'interno dei nostri negozi di vicinato, il negozio chiamiamolo tradizionale, che comunque si sta modernizzando, si sta attrezzando anche con i sistemi legati al web, bisogna capire se questo metaverso potrà veramente interagire. A mio parere c'è da trarre il meglio, cercare di capire quali sono i sistemi per interagire con il metaverso, però lasciare al cliente finale la soddisfazione del rapporto fisico, del confronto con chi può essere un consulente. Quindi può essere un ausilio, non certamente una sostituzione. No, perché la sostituzione vorrebbe dire chiudere i negozi, vuol dire che la gente si richiude in casa, soprattutto i giovani, che già lo fanno in parte con il computer, si richiude in casa ancora di più e vive in un mondo virtuale. È un mondo direi fantascientifico che non vorrei mai che esistesse, perché restare chiusi in casa vuol dire perdere la socialità, vuol dire perdere i rapporti umani, vuol dire in qualche modo non confrontarsi con gli altri, che è fondamentale confrontarsi con gli altri, ma da tutti i punti di vista, non soltanto quello commerciale ma anche dal punto di vista culturale. Frequentare le città vuol dire ridare vita alle città. Guardate soltanto cosa succede in una strada quando chiudono i negozi. Se chiudono i negozi si creano delle zone buie. Se ci sono le zone buie ci si avvicina al degrado. È più facile delinquere quando ci sono le zone buie. Quindi dobbiamo fare di tutto perché i negozi restino accesi e dobbiamo chiedere al nostro governo, dobbiamo chiedere alle istituzioni, ma dobbiamo chiedere soprattutto ai consumatori di frequentare, di girare nei centri storici e fare gli acquisti nei negozi di vicinato. 131 giovani iniziano oggi il loro percorso alla MIZ Academy Udine. L'Istituto Tecnico Superiore ha attivato per il biennio 2022-2024 2 nuovi corsi orientati alla rivoluzione green. Formeranno figure specializzate in eco-design e energy specialist.
Salgono da 5 a 7 i corsi attivati al MIZ Academy Udine e sono 131 i futuri tecnici superiori che oggi iniziano il percorso formativo. In una fase di forte evoluzione dell'industria manifatturiera verso la frontiera del 4.0 è sempre più centrale la ricerca di figure altamente specializzate, ma cresce il gap tra giovani formati alle competenze tecnologicamente evolute richieste dalle aziende e quelli pronti ad essere inseriti nel mondo del lavoro. Un gap che MIZ si propone di colmare. Alle sedi didattiche di Udine, l'Isis Malignani e il Liceo Sello e di Feletto Umberto si aggiunge quella al Carnia Industrial Park. Le aziende hanno una grande necessità di trovare figure professionali con competenze innovative e avanzate. Lo conferma il livello di occupazione dei ragazzi, dei tecnici superiori che sono usciti a luglio, ma si presentano nuove sfide. Le nuove sfide sono quelle del green e quindi la capacità degli ITS e del MIS in particolare di affrontare nuove sfide. Quindi un corso di Energy Specialist, quindi centrato sul formazione di tecnici superiori per la gestione e manutenzione di impianti che sono di tipo sostenibile, efficienza pulita, e dall'altra parte l'eco-design, quindi come incrementare e allungare la vita di un prodotto, renderlo sostenibile oltre che bello. Quanti sono i nuovi iscritti che seguiranno i corsi? Quest'anno abbiamo raggiunto ad oggi 131 studenti, 131 sottolineo proprio in maniera puntuale questo dato perché è un dato di grande soddisfazione in un momento diciamo che si pone alla fine di un percorso difficile per i ragazzi, no, legato alla pandemia, quindi un grande successo, una grande capacità nostra di comunicare ai ragazzi le possibilità professionali e ai ragazzi di accogliere le sfide. Ci sono altri posti disponibili per chi fosse interessato? Diciamo che i corsi partono tutti con il un numero medio, ma esistono ancora dei posti disponibili, quindi se vi è interesse per queste figure contattateci perché ci sono ancora possibilità di inserimento. In particolare una selezione prossima è quella del 26 nell'Arredo, mondo affascinante, mondo ricco, mondo aperto ai contatti internazionali. Quali sono i principi alla base dei percorsi che si sviluppano al MIZ? Per noi il learning by doing, ovvero imparare facendo, è uno dei punti cardine. Abbiamo la fortuna di esserci dotati in questi anni di laboratori importanti, di laboratori all'avanguardia, nella robotica, non solo, nella manifattura, e li stiamo implementando ulteriormente nel mondo della digitalizzazione e questo rende noi e i nostri corsisti da loro la possibilità di imparare facendo, imparare direttamente su quelle che sono le attrezzature che poi trovano nelle aziende manifatturiere. Quindi sostanzialmente l'implementazione di questi laboratori porta i ragazzi ad essere veramente pronti e preparati all'ingresso nel mondo del lavoro. Quello che sperimentano qui è poi quello che trovano in azienda. Questa è una delle cose più belle e che ci riconoscono maggiormente le aziende del territorio, il fatto che creiamo un percorso in crescita ma alla fine li rendiamo protagonisti e li rendiamo autonomi nell'utilizzare le stesse attrezzature che trovano realmente nel mondo produttivo. Come funziona la collaborazione con le aziende del territorio con le quali siete in sintonia e poi condividete in realtà tutti questi percorsi? Ma le aziende in realtà sono parte della nostra struttura, nel senso che noi stessi ogni anno abbiamo la possibilità di riscrivere i nostri corsi, quindi di decidere che cosa andiamo a fare, cosa andiamo a sviluppare con i nostri ragazzi e lo facciamo al tavolo con le aziende più importanti del nostro territorio, che ci fanno un po' da faro, ci guidano in questa direzione e quindi ci permettono di essere molte volte non inseguire ma addirittura di essere un passo avanti quelle che sono le esigenze poi del mondo produttivo. Ci sono 131 nuovi corsisti che sono 131 potenziali nuove risorse pronte e preparate per il tessuto produttivo di questo territorio. Sì, abbiamo fatto un lavoro importante di recruiting, quindi nonostante un mercato del lavoro molto fervente per fortuna in questo periodo, siamo riusciti ad alzare ancora il numero dei nostri corsisti e questo ci dà veramente soddisfazione. Peraltro con risultati molto incoraggianti per quanto riguarda l'occupabilità di chi esce poi dal MIZ. Sì, questo è un altro aspetto. Oggi è un mondo in cui per fortuna si trova lavoro abbastanza facilmente. Noi ci poniamo l'obiettivo di alzare ulteriormente l'asticella, quindi di andare a formare quelle che sono delle figure professionali sempre più richieste dalle aziende, cioè delle figure professionali che si sappiano muovere autonomamente e sappiano gestire anche team di lavoro. Fabio Soldati, al secondo anno di meccatronica, come sta andando questa esperienza al MIZ?
Mi sto trovando un sacco bene qui al MIZ, sono un sacco di competenze nuove che sto acquisendo e gli insegnanti molto preparati in quanto sono comunque dei tecnici che vengono da aziende. Di sicuro si mettono le mani in pasta in quanto dopo la prima parte teorica che si fa con gli insegnanti poi si passa all'applicazione pratica ed è questo anche il grande vantaggio che offre la scuola, perché sicuramente fare appunto questa parte di applicazione pratica ti permette di approfondire queste competenze acquisite e quindi effettivamente dimostrare di averle capite. Tutto quest'estate ho fatto lo stage alla Beantech, che è un'azienda di programmazione e un po' diversa dalle competenze che ho acquisito qui al MIZ, però nonostante tutto mi sono trovato bene perché comunque abbiamo fatto una parte di programmazione anche qui al MIZ e quindi in qualche modo con un po' di fatica sono riuscito a venirne fuori, a prepararmi e sono riuscito a seguire il passo e a portare a termine un progetto con loro e spero di poter tornare anche con il stage del secondo anno da loro. È un'esperienza che ti sentiresti di consigliare a tuoi coetanei, potenziali colleghi? Sì, è sicuramente un'esperienza consigliabile perché ti forma davvero tanto e rispetto a come esci dalle superiori hai molte competenze in più e sai applicarle sul pezzo, quindi di sicuro è un vantaggio. L'assessore regionale Bini ha incontrato in mattinata i vertici dei consorzi industriali. L'esponente della Giunta ha raccolto le preoccupazioni per il caro energia, ma anche su che aree la Regione andrà ad investire per renderle più efficienti e performanti. Assessore Bini, poco fa lei ha partecipato a questa riunione dei consorzi industriali. Che cosa è emerso? Che momento è per queste realtà? Insomma, devo dire che ho avuto modo di fare il punto con gli stessi per quanto riguarda l'attività portata avanti nel 22, egregia. Abbiamo i consorzi, abbiamo i territori che stanno rispondendo in maniera assolutamente positiva a quelle che sono le politiche industriali che la Regione sta portando avanti. Abbiamo ulteriori passi importanti da farsi a seguito dell'approvazione del master plan, quindi la riqualificazione delle aree degradate. Tante ne abbiamo in Friuli Venezia Giulia, in particolar modo nel cosiddetto ex triangolo della SES. Ci stiamo lavorando anche per i regolamenti APEA, quindi la transizione ecologica delle imprese, dei consorzi stessi, del territorio del Friuli Venezia Giulia. Insomma, modelli vincenti, modelli che vengono visti e ci vengono anche copiati da altre regioni e questo mi fa piacere. È emersa anche la preoccupazione per il caro energia? La preoccupazione c'è, indubbiamente c'è, ci si augura che davvero a livello di comunità europea si trovi la quadra, i prezzi nel mercato borsistico di Amsterdam stanno finalmente scendendo, ci auguriamo a breve di vedere anche una ricaduta nelle bollette. Bene, state comodi lì, si termina qui la prima parte di A Voi la Linea, pubblicità e torniamo qui. Il caro energia non risparmia ovviamente neanche i condomini e c'è Emanuela Gorgone che raggruppa una cinquantina di amministratori di condominio che chiede un intervento urgente da parte del governo che non penalizzi le famiglie che sono già in difficoltà. Di fatto c'è il rischio del distacco della fornitura di energia elettrica perché ci sono delle famiglie che non ce la fanno a pagare le bollette. Sono con Emanuela Gorgone, presidente provinciale di ANACI, un sodalizio che rappresenta molti amministratori di condominio. Come si dice c'è un problema, e che problema? C'è un problema che sta diventando sempre più enorme. I costi energetici stanno veramente aumentando in maniera incontrollata e ciò significa che le persone si trovano a ricevere delle rate di pagamento che sono insostenibili. Ecco, qual è il rischio? Il rischio è che, come sta già capitando, i fornitori, gli enti erogatori del gas comincino a mandare delle messe in mora dove dicono o rientri da tutto il progresso entro 10 giorni, altrimenti andremo avanti con pratiche legali fino al possibile distacco. Distacchi al momento non ce ne sono stati? Qua in provincia di Udine no, non mi risulta che ci siano stati, ma stanno arrivando le lettere di messa in mora.
Ecco, ma l'amministratore di condominio che obbligo ha da questo punto di vista? L'amministratore di condominio ha degli obblighi che sono estremamente pesanti, nel senso che ha l'obbligo di riscuotere le rate condominiali e in caso di difficoltà ha l'obbligo anche di emettere i decreti ingiuntivi per poter intervenire in maniera giudiziale. Ciò significa che si va o a pignorare una parte dello stipendio o della pensione, che già sappiamo che non sono neanche sufficienti per vivere, o si va ad aggredire il bene primario, ovvero la casa. Noi dovremo quasi portare via le case alle persone che non riescono a pagare delle bollette che sono insostenibili e non per causa loro. Da che ritocchi avete avuto? Ritocchi sulla gestione precedente dal 70% in su. E sui bilanci nuovi dobbiamo apporre degli aumenti che sono minimo del 60-70%, sperando che siano sufficienti, ma su già un aumento del 70%, raddoppiarlo di nuovo, capirete bene che una famiglia normale non può sostenere queste spese, visto che gli stipendi non hanno avuto gli stessi aumenti. Senta, quanti amministratori rappresenta? ANACI in provincia di Udine ha una cinquantina di associati, il problema è di tutti, indipendentemente dal fatto che poi siano ANACI o meno, perché poi questo è un problema diffusissimo, su di noi c'è una pressione enorme, perché ogni bilancio che mandiamo cominciamo a ricevere telefonate e non sappiamo neanche più cosa dire alle persone, se non che fate il possibile. Anche perché i friulani, insomma, in gran parte sono persone veramente giudiziose e anche molto dignitose, che hanno sempre cercato di mantenere i propri impegni nei tempi indicati e adesso si trovano proprio in una fase psicologica di sofferenza, perché è anche umiliante dover chiamare e dire io non ce la faccio a pagare. Da che sguardi incrocia? E che sguardi incrocio, le persone... sguardi quasi pieni di lacrime, perché effettivamente sentire le persone, parlare con le persone e comprendere questa difficoltà enorme e non avere mezzi per poter dare sollievo è veramente una cosa estremamente pesante. Lei chiede un provvedimento d'urgenza. Certo, un provvedimento d'urgenza al governo affinché imponga alle compagnie erogatrici di non inviare lettere di messa in mora e soprattutto di non sospendere il riscaldamento, perché comunque si creano danni inenarrabili. Pensiamo se in un condominio ci sono persone malate o bambini piccoli o persone fragili. Non è possibile togliere un servizio primario come questo e il governo deve impegnarsi a tal proposito, imponendo proprio dei tempi maggiori di pagamento e comunque di non bloccare l'erogazione del gas. Da Cividale è tutto, ringrazio Emanuela Gorgone, presidente di ANACI per la provincia di Udine, col supporto tecnico di Paolo Bassi, restituisco la linea allo studio. È stato un vero e proprio successo l'esposizione alla Città Fiera di una sessantina di opere in Lego, organizzato da un gruppo di appassionati che hanno saputo costruire e esporre qualcosa di unico. È stato un fine settimana importante per un'associazione benemerita che tra l'altro è nata da poco, che è? FVG Brick Team, siamo un gruppo di appassionati di costruzioni Lego del Friuli Venezia Giulia. E qui in queste 60 opere che cosa troviamo? Troviamo un po' di tutto, perché con i Lego ci si può sbizzarrire veramente in tantissimi temi diversi, quindi ognuno può esprimere la sua creatività, la sua fantasia. Ecco. Di fatto 2 giorni, 500 metri quadri occupati, da cosa nasce questa iniziativa? Nasce dalla passione che appunto i membri del nostro gruppo hanno per questo gioco, ereditata fin da piccoli e portata avanti adesso anche in età adulta, e quindi noi organizziamo questi eventi, queste mostre per portare in giro la nostra passione, farla conoscere a tutti gli altri. Che cosa è rappresentato? Qui addirittura andremo dal vicepresidente che si chiama, che non mi ricordo. Manuele Vidi. Vidi? Vidi. Io vidi un fogolar Furlan, caro questa mi è venuta così. Vidi, questo l'hai costruito tu? Sì, questo l'ho costruito io perché per diciamo differenziarmi dai miei colleghi ho incominciato a creare cose inerenti al Friuli, quindi ho fatto il Fogolar Furlan, ho fatto la stanza del contadino, a suo tempo avevo costruito la birreria Moretti, è una passione che ho, che porto avanti e niente, questo è il risultato. Senti Emanuele, ma e questi pezzi dove si trovano? Si trovano su internet, si trovano nelle scatole, si trovano dai bambini che non ci giocano più e le mamme vendono o regalano, e in qualche maniera comunque si riesce sempre a combinare il singolo pezzo, ecco.
Presidente, il fatto che in questi 2 giorni ci siano state migliaia di persone che hanno buttato l'occhio, cosa vuol dire? Vuol dire che comunque è un gioco, è una passione che piace, che interessa la gente, anche perché si può trovare una varietà di temi e di costruzioni, quindi ognuno può ritrovare qualcosa che gli piace. Ecco. Scusami, ma chi costruisce distrugge subito? No, se ha spazio in casa tiene, solitamente è quasi una bestemmia distruggere, perché uno che ha creato una cosa vuol dire che gli piace, però se vivi in appartamenti piccoli per forza di cose non puoi contenere tutto. Io per esempio costruisco e distruggo, salvo il focolare perché essendo in Friuli va sempre bene tenerlo di scorta. Senti, e Monica è tollerante? Mia moglie? Sì, mia moglie, basta che non li espongo in salotto è felicissima. La salutiamo, compie gli anni, no? No, compie gli anni fra 15 giorni, ma la salutiamo e le facciamo gli auguri. Splendida cinquantenne. Quindi, vidi, non ho niente da aggiungere, quindi cosa possiamo dire? Dove sarà la prossima esposizione? A Pordenone, saremo alla fiera Games & Co di Pordenone tra un mese praticamente. Allora, io ringrazio questa associazione FVG Brick Team e quindi grazie alla Miscoria, a voi la linea. E chiudiamo qui l'edizione odierna di A Voi la Linea con questa frizzante associazione che coltiva questa passione, ne riparleremo di sicuro più in là. La nostra Beraldo è già pronta a pigiare il bottoncino che decreta la fine di questa puntata di A Voi la Linea. Un saluto al banco audio gestito oggi dalla nostra Ada Peressi. Alla prossima, arrivederci.